E torniamo a parlare di Napoli. Chiuso il nostro spazio sui referendum, torniamo a parlare di Napoli, della sua musica, delle sue canzoni, ma più che parlarne forse è arrivato il momento di ascoltare della buona musica. Quindi dal suo ultimo disco Alma Latina, Consiglia Licciardi ci fa ascoltare Acqua e Mare. Brava, brava, brava Consiglia. Vieni a sederti con me che facciamo ancora un po' di chiacchiere su questo tuo ultimo disco, Alma Latina, con il quale so che hai cambiato un po' il genere rispetto al tuo standard. Se è vero, in che modo e poi come mai? Allora, io innanzitutto ho fatto 2 doppi album di canzoni classiche napoletane, quindi ecco, il mio genere era il classico. Poi adesso ho fatto questo nuovo album che si intitola appunto Alma Latina e in esso hanno preso parte André Reyes e Mario Reyes dei Gypsy Kings, molti musicisti importanti a livello internazionale. E niente, in questo disco praticamente si parla la lingua napoletana, si canta la lingua napoletana e poi soltanto il brano Alma Latina si canta in italiano e spagnolo. Poi André comunque la cosa particolare è che canta anche in napoletano, quindi canta Mistero Antico, questo pezzo canta in napoletano, è inedito ed è un lavoro di respiro mediterraneo, etnico e comunque sono stati usati strumenti particolari come il buzuki, la lira pontiaca, mandolini, chitarre, c'è di tutto e quindi ci sono queste sonorità appunto contaminate poi ancora da una tecnologia, infatti c'è anche questo apporto del computer.
Certo, ecco, quindi. Senti, ma questa collaborazione con tutti questi musicisti che hai nominato, com'è nata? Questo progetto innanzitutto è nato 4-5 anni fa, perché io canto, comunque non ho abbandonato e non abbandonerò mai la canzone classica napoletana. Quindi avevo questo progetto, l'ho proposto e tutti sono stati d'accordo a